Tavolo regionale per il coordinamento delle risorse europee e nazionali. L'obiettivo è migliorare la sinergia tra i diversi fondi di investimento in Sicilia. Il nuovo organismo coordinerà l'attuazione delle politiche di coesione nell'isola, attraverso la gestione integrata delle risorse disponibili nei vari programmi di sviluppo nazionali e comunitari. La decisione di insediare il tavolo arriva a pochi giorni dalla riunione per affrontare alcune criticità emerse nell'attuazione del programma FESR 2021-2027. In quell'occasione era stato stabilito di avviare un nuovo gruppo di lavoro per svolgere un monitoraggio costante sullo stato di avanzamento della spesa e individuare soluzioni per accelerare le procedure. La task force, in particolare, si occuperà del coordinamento delle risorse FESR, FSE+, FEASR, FEAMP e PNRR, definendo linee di intervento operative tra la programmazione regionale del ciclo 2021-2027, gli strumenti a gestione diretta della Commissione UE e i programmi nazionali, tra cui il Piano Sviluppo e Coesione, il programma operativo complementare e l'accordo per la coesione. Cari siciliani, oggi voglio parlarvi di due importanti misure che la Regione ha messo in campo per sostenere chi sta attraversando un momento di difficoltà. Sappiamo che tante famiglie siciliane fanno sempre più fatica ad arrivare a fine mese. L'aumento dei prezzi, le spese quotidiane che diventano insostenibili, la mancanza di opportunità lavorative sono problemi reali che toccano da vicino molte persone. Per questo vogliamo dare un aiuto concreto a chi è in condizione di maggiore difficoltà economica. È già online dal 25 di febbraio con grande successo la piattaforma telematica gestita dall'IRFIS che rende operativo il reddito di povertà, un contributo una tantum destinato ai cittadini che si trovano in una situazione di disagio. Questo sostegno non risolve tutti i problemi, lo sappiamo, ma rappresenta un segnale di attenzione ed un aiuto immediato per chi non ce la fa. Sarà un sistema semplice e rapido, perché vogliamo che il contributo arrivi il prima possibile a chi ne ha davvero bisogno. Un'iniziativa che già nei primi giorni ha registrato un boom di richieste, dimostrando che si tratta di una scelta giusta e necessaria. A disposizione ci sono 30 milioni di euro che saranno erogati alle famiglie residenti in Sicilia da almeno 5 anni e con un ISEE inferiore a 5.000 euro. Il nostro impegno è chiaro, nessuno deve essere lasciato indietro. Ma il nostro impegno non si ferma alle famiglie. Sappiamo bene che anche le imprese siciliane stanno vivendo un periodo difficile. Il caro mutui, dovuto all'aumento dei tassi di interesse, ha colpito duramente le attività produttive, mettendo in difficoltà aziende che da anni danno lavoro a migliaia di persone. Per questo motivo, sempre attraverso l'IRFIS, la nostra finanziaria, abbiamo attivato un contributo destinato proprio alle imprese siciliane che hanno subito un aumento dei costi dei finanziamenti. Abbiamo messo a disposizione 45 milioni di euro, una somma importante, per sostenere chi ogni giorno investe, crea occupazione e contribuisce alla crescita della nostra regione. Oltre 5.000 aziende hanno fatto domanda. Sappiamo che le difficoltà non si risolvono con un solo intervento, lo sappiamo bene, ma ogni aiuto concreto è un passo avanti. Noi ci siamo e continueremo a lavorare per sostenere chi è in difficoltà e per dare nuova forza al nostro tessuto economico ed anche sociale. Con il sostegno giusto alle famiglie, alle imprese, a chi lavora ogni giorno per costruire un futuro migliore. Ci speriamo tutti, ci riusciremo.